La storia è quella di un papà che, autorizzato dalla polizia locale a entrare in auto nella ZTL per prendere i figli a scuola, da anni attraversa il varco di via Vescovado con qualche minuto di anticipo, 4, 5, 10 minuti al massimo, senza essere multato. A settembre però ecco la svolta. Lui non lo sa, ma la telecamera lo immortala regolarmente, 5 giorni alla settimana, senza avere più tolleranza. Ma Gianluca Boldrin lo scopre solo 3 mesi dopo, quando iniziano ad arrivare le contravvenzioni, circa 100 euro all'una e sono già quasi 30, con un'altra ventina attese in questi giorni. Saranno quasi 5.000 euro, una cifra che toglie il sonno. Fino agli anni scorsi addirittura qualche anno c'è stato addirittura un anticipo di orario alle 15:30 che andava benissimo, dopodiché si è lasciato un po' di margine di entrare, anche perché non è possibile fermarsi se si arriva in anticipo in queste strade, bisogna per forza passare altrimenti si blocca il traffico. Invece appunto da poco prima di Natale è la brutta sorpresa che i 5-10 minuti di anticipo al massimo che ci possono essere stati non sono più accettati, per cui da 3 mesi a questa parte, tutti i 3 mesi che sono passati dall'inizio delle scuole, sono praticamente tutti i giorni con una multa e adesso stanno arrivando man mano. Altri potrebbero essere i genitori nella stessa situazione. Lui sa che rimanendo fermi alla norma è in torto e deve pagare. Si aspettava almeno di essere avvertito dell'improvvisa tolleranza zero e lancia un appello all'amministrazione: pagare alcune delle multe, che lui in centro non va a fare shopping o a bere l'aperitivo, ma entra ed esce dalla ZTL i pochi minuti che servono per prendere i figli a scuola. Al comune chiedo, intanto un po' di buonsenso, magari di sistemare l'orario e trovare un orario magari un pochino più consono qualche minuto prima dell'anticipo. Dopodiché, sapendo perfettamente di essere stato in torto, perché è così, di magari trovare un accordo per pagare una parte delle sanzioni che sono state giustamente date, però con le altre trovare appunto tornare con un minimo di elasticità mentale.